Ore 11:50, gli studenti del Mazzotti escono da scuola. Ad attenderli 11 bus navetta, da questa mattina uno in più in aggiunta ai 10 già previsti nei giorni scorsi. I ragazzi iniziano a distribuirsi e in pochi minuti i primi mezzi vengono riempiti, ma basta spostarsi negli autobus in coda per rilevare che di spazio a disposizione ce n'è ancora molto. I posti sono totalmente sufficienti, anzi sono andate via delle navette che erano quasi vuote e nonostante tutto i ragazzi si sono appiedati, sono andati da altre parti. In effetti alcuni ragazzi decidono di incamminarsi a piedi verso i bus navetta a disposizione degli studenti del Da Vinci e del Palladio. I ragazzi non salgono sulle navette, si spostano nelle navette qua che sono dedicate a un altro istituto, stiamo parlando di quelli del Mazzotti, e quindi oltre che sulla linea 9 intasando queste navette che quando escono i ragazzi dal Da Vinci non trovano più i posti a loro assegnati. I mezzi dunque sarebbero sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, spiega Mom, considerando che l'azienda impiega una novantina di corse per il servizio scolastico con 50 conducenti. A mancare però è il corretto utilizzo da parte dei ragazzi dei bus. Si ammassano sulle porte e non occupano tutto il corridoio dei mezzi, loro rimanendo fissi sulle porte impediscono di fatto l'accesso nel mezzo agli altri ragazzi. Mom, alla luce di questo, è pronta a mettere in campo un ulteriore intervento. Sarà nostro compito indicare e mettere delle persone che cerchino di aiutare i ragazzi a capire quali sono gli autobus a disposizione e qual è il modo con cui usare il mezzo pubblico. L'azienda è poi intenzionata a coinvolgere anche le scuole. Chiederemo anche agli istituti di darci una mano appunto per sensibilizzare i ragazzi per instradarsi nel corretto modo.